Thiago Sousa, buona la prima, servivano i 3 punti, li avete presi. Chiaro, c'è stato un po' da soffrire nel finale, ma sapevate che qua non era proprio una tappa facile facile. Sì, sapevamo che era una partita difficile contro una squadra forte. Sapevamo che questa era una partita per soffrire, non tanto per sfruttare, ma più importante era soffrire, prendere tiro addosso, sapere che non era una partita per dominare tutti i 50 minuti, ma era una partita per controllare la partita. E abbiamo fatto, sono molto contento con i miei giocatori che hanno aguantato tutto, abbiamo fatto quello che avevamo parlato con intelligenza emozionale, che era quello che era importante per questa partita, e sapevamo che una partita come questa, una punizione di prima, un tiro di lontano, uno tocca e l'altra squadra è in partita. Ma loro hanno stato molto bene, molto bravi, e adesso è riposare e preparare la prossima partita. Ecco, come si vive con la pressione di essere favoriti? Tutti vi danno nel ranking numero 1 per lo scudetto, per la Coppa Italia, protagonisti in Champions. Ecco, come si vive, come si gestisce una pressione così evidente, così importante? Pressione, non vedo pressione. Primo, devo dire una cosa che è importante. Per me sono molto contento per la squadra che la società mi ha dato per quest'anno. Ha fatto un sforzo incredibile per avere una squadra equilibrata con 9 giocatori al stesso livello, con 2 grandissimi portieri. Mi piace molto e sono molto contento per questa situazione. Dopo pressione è quando non ha da mangiare, questo sì è pressione. Adesso questo è un gioco, va bene o va male, l'importante è lasciare tutto in pista, quello che vogliamo noi. Sappiamo che tutti dicono che siamo favoriti, ma a questo momento la squadra più forte è Forte, che ha vinto l'ultimo scudetto. L'allenatore più forte è Ale, che ha vinto il scudetto. Il giocatore più forte è Galba. Noi dobbiamo dimostrare fame e voglia di tornare a vincere tutto quello che giochiamo. E io penso che non vado a dire giocatori, hanno uomini capaci di fare questo, perché loro hanno molta fame e hanno una voglia tremenda di fare bene. Adesso è andare partita a partita, fare il nostro lavoro ogni settimana per arrivare a maggio e stare a disputare tutte le competizioni, che è quello che vogliamo.